Cresce la tensione a Vicenza. Dopo la decisione del Consiglio Comunale di togliere la clausola antifascista posta a suo tempo come condizione per concedere gli spazi pubblici e ora trasformata in una messa al bando di tutti i totalitarismi. Decisione che aveva subito messo nel mirino degli haters, gli odiatori della rete, l'assessore Giovine, colpito da minacce e insulti a seguito di un suo post sui social. Manco a dirlo, nella notte la risposta: ignoti hanno compiuto un raid che avrebbe connotazioni di estrema destra al circolo Caracol Olol Jackson ADL Cobas di via Crispi. Abbiamo trovato i resti di uno striscione che era appeso al terrazzo con scritto "Ieri partigiani, oggi antifascisti" e i resti di delle bottigliette utilizzate per incendiarlo. Incendiata e strappata la pulsantiera dei campanelli, il fuoco ha lambito anche la tettoia in plastica, lasciate a terra le bottigliette incendiarie con il motto stampato "Boia chi molla" e poi sul portone incisa la croce celtica. In mattinata in via Crispi è arrivato anche il vice sindaco Matteo Tosetto, che conosce la struttura e che ha dialogato con chi vive e lavora al circolo, stigmatizzando quanto accaduto. Un gesto del genere, a prescindere dal confronto politico che c'è stato in Consiglio Comunale, non può essere assolutamente accettato. Quindi la mia presenza qui adesso è di solidarietà nei vostri confronti, perché è giusto e corretto esserci come istituzione, e di forte condanna a prescindere da chi sia o chi siano gli autori di questo atto criminale.